Sic et non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open Your Eyes, amici di Radio Libertà, ancora una volta con Sic et Non, forse sì, forse no, la nostra trasmissione nella quale cerchiamo di analizzare le tesi della politica quotidiana, le tesi del politicamente corretto, del mondo woke, del mondo mainstream, e cerchiamo di contestarle o quantomeno di metterle alla prova, come faceva proprio Pietro Abelardo, che diciamo ispira il titolo della nostra trasmissione con il suo Sic et Non. Vi ricordo quindi che potete sempre telefonare ed intervenire in diretta nelle nostre trasmissioni 02 92 94 72 22 per ripeto, proporci dei temi, per interloquire con noi, per confermare o contestare le nostre tesi, i nostri ragionamenti, il tutto sempre, ripeto, senza filtri né censure, se non quella insomma di un minimo di buona creanza che diciamo male non fa e ci mette tutti anche in come dire, nelle migliori condizioni per dialogare, interagire o per ribadire comunque con forza i nostri ragionamenti. Tante sono le notizie, ovviamente ci sarà il consueto spazio dedicato al bollettino di invasione, come lo chiamo io, al mondo islamico, a quanto accade, a come risponde la nostra società. Ci sarà uno spazio legato all'Europa, poi vedremo magari nella prossima puntata le risultanze delle ultime votazioni al Parlamento europeo e settimana di plenaria, quindi da Bruxelles c'è stata questa grande transumanza che ha portato poi fino a Strasburgo gli oltre 700 europarlamentari a votare alcuni dossier estremamente importanti. Poi ricordo che la plenaria di luglio è l'ultima, poi fino a settembre, perché poi nel mese di agosto non c'è e verrà ripetuta 2 volte nel mese di ottobre. Insomma, si parla molto anche della questione del controllo delle chat, si parla molto delle nuove tasse europee, ma avremo tempo e modo. Guardiamo anche in casa nostra e diciamo la cosa simpatica per modo di dire, ovviamente, permetteteci, con un minimo così di perfidia da giornalistica, è capire se questo campo largo è tanto largo o sta cominciando a diventare stretto a qualcuno. Perché? Perché se diciamo non ci sono i soliti argomenti in ballo, quindi guerra, Palestina, lavoro, e soprattutto se non c'è un centrodestra da contestare, che fanno questi signori? Si contestano da soli, diciamo, in un'orgia, in una follia di onanismo protestatario. Ecco, ebbene sì, questi signori sono riusciti a contestarsi da soli, questi signori che danno molta importanza, molta enfasi a contrastare le manifestazioni degli altri, come abbiamo visto per esempio a Milano contro la manifestazione dei Patriots, poi si ritrovano tra loro e, diciamo, se non sono al ristorante a farsi la fotina di rito, come appunto è capitato, no? Questi signori, qualche problemino nasce perché a Napoli, ripeto, questi signori hanno ricevuto una contestazione, che era una contestazione in parte di partito, quindi legata per esempio a Potere al Popolo, cioè a quelle frange della sinistra radicale che in realtà sono sempre state molto molto alimentate dal centro-sinistra in funzione anti-Meloni, anti-Salvini, anti-governo, professionisti del no, anche durante i referendum, perché ci hanno tolto o reddito e quindi bisognava votare no anche a una riforma seria perché ci hanno tolto o reddito. E quindi che cosa succede? Che diciamo va in tilt la piazza del Campo Largo a Napoli. La Meloni è riuscita anche a fare, diciamo, un'uscita quasi surreale di solidarietà ai leader contestati, perché insomma la premier è assolutamente, come dire, azzimata, perfettina, però
diciamo, era bello, diciamo, starseli un po' a guardare. Io mi sono preso anche il mio bel popcorn, perché poi ho visto qualche servizio in TV e me li sono goduti in piazza del Gesù a Napoli. C'erano Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, per confrontarsi una volta tanto lontano dalla tavola del ristorante. Riunione che è stata interrotta da diversi contestatori. Il cortocircuito non sta ormai nella consueta protesta, ma nel fatto che non si è riusciti a permettere di proseguire l'evento rispetto a un rapporto con quelle frange di sinistra radicale con cui spesso questi esponenti dell'opposizione sono scesi in piazza. Un circuito che li ha visti uniti dal dissenso, un dissenso, diciamo, di base, e non dall'unità di intenti, diciamo. Ecco, questi signori vorrebbero governare. A chiarire poi il tutto è stato anche Giuliano Granato, che è il giovane portavoce nazionale, quarantenne credo, di Potere al Popolo, che ha accusato il campo largo di venire sostanzialmente a farsi propaganda, a fare ammuina, come si direbbe a Napoli, no? Per lanciare la campagna elettorale del 2027, presentando la città di Manfredi come un modello per il governo nazionale, se non che la stessa sinistra estrema ricorda che la città di Napoli ha approvato, per quanto, diciamo, di sua specifica competenza per il proprio personale, il salario minimo, ma non lo ha mai applicato con i lavoratori degli appalti, che continuano a percepire 7 euro più o meno di salario. Quindi già il salario minimo fa una brutta figura, no? Perché l'importante è lanciare la provocazione, specialmente se provocazione politica, e poi capire da dove si arriva. È un evento che dovrebbe un po' servire a tutti anche da monito, no? Il No Meloni Day, Free Palestine, ma dov'è la parte che poi costruisce un progetto politico che vede anche queste sigle extraparlamentari? Evidentemente non esiste, non c'è, e Napoli l'ha un po' dimostrato. La parte simpatica è che poi queste urla, fischi, interventi impediti dal palco hanno causato diciamo, la sospensione della diretta streaming, e direi una scena anche un po' plastica, direi, no? In cui i leader dell'opposizione sono riuniti per mostrarsi compatti, e il primo inciampo arriva in casa loro. Fratoianni scende tra la folla, no? Da tribuno nel tentativo di dialogare, e viene spernacchiato. Poco dopo tocca a Conte provare a riprendere il controllo, sale sul palco mentre dalla contestazione partivano grida di vergogna, fuori. Bonelli ovviamente ha acceso il secondo neurone, ha cominciato a dire: siete dei fascisti, è stata una vergogna, una provocazione inaccettabile, voi siete alleati di chi vuole Meloni e Vannacci al governo. La rabbia di Angelo Bonelli, il coniglio Mannaro. Conte ha cercato il corpo a corpo verbale: perché non venite a parlare con noi da questo lato? Insomma, hanno cercato anche di buttarla sulla democrazia, se non che la cosa non è andata molto bene. Pare che poi il tutto si sia ricomposto con l'entrata vigorosa di un servizio d'ordine, no? Alle brutte, diciamo, alla Don Camillo e Peppone, no? Questi rimedi d'altri tempi, questi servizi d'ordine storici come quello della CGIL, che poi risolvono diciamo a spintoni, per non dire a sganassoni, le situazioni. Ecco, comunque il paradosso è questo, ed è bello che è servito a tutti voi, cari evidentemente ascoltatori. La coalizione che vorrebbe presentarsi come alternativa credibile al centrodestra fatica persino a presentarsi assieme e a tenere insieme il proprio popolo, diciamo. Quindi non appena questo cartello improvvisato esce dalle conferenze stampa e mette il piede in piazza, rincorre i contestatori, il parco si ferma, la diretta si interrompe. Diciamo un'alleanza ancora prigioniera, come dice per esempio il Giornale, ma come dice anche per esempio il Tempo, prigioniera dei suoi veti, delle sue tribù. Ecco, tribù è un termine che rende molto, diciamo, e dei suoi regolamenti di conti. Ecco, questo è un po' l'immagine che ci viene data.
chi è il contestatore capo? Questo Giuliano Granato, portavoce della sinistra radicale napoletano classe 85, che ha guidato la protesta. Lui è stato candidato tra l'altro nel 2020 a presidente della regione Campania, ovviamente collabora con il Fatto Quotidiano, Left, Diario Red, partecipa regolarmente anche a trasmissioni su Radio Marte, laureato in relazioni internazionali diplomatiche presso l'Università di appunto Scienze Medio Orientali di Napoli. È volato a Londra per lavorare in una charity che si occupa di recupero di soggetti con dipendenze, quindi questo signore che insomma sa muoversi bene nei meandri della burocrazia, però muove disagio e rabbia sociale. Perché evidentemente anche lui si è accorto che vede un blocco di potere che vuole canalizzare i voti a sinistra presso un certo tipo di establishment, del quale ovviamente peraltro vorrebbe fare parte anche lui. Stiamo a vedere cosa accadrà, o se nascerà un domani, ovviamente non ce lo auguriamo, un governo modello Prodi di sinistra centro, no? Con scissioni quotidiane alla Turigliatto. Ecco, vediamo un po' cosa accadrà. Ecco, diciamo che in tutto c'è il problema di un paese che invece che chiedere più efficienza e quindi meno Stato, meno burocrazia, c'è un paese che chiede più Stato, più assistenze, più contributi, più ovviamente più reddito, perché non vogliono il lavoro, vogliono il reddito. E quindi insomma questo socialismo montante, a fronte del fatto che non si capisce bene se la ricchezza va redistribuita, chi la dovrebbe produrre. Insomma, questo è un piccolo problema, è un piccolo cortocircuito che ci portiamo dietro e che la piazza di Napoli ha tutt'altro che risolto. Vedo che abbiamo come sempre i nostri ascoltatori che vogliono intervenire, quindi lasciamo spazio. Pronto, ciao, chi sei e da dove chiami? Buongiorno dottor Tonini, la solita Lisetta. Buongiorno a lei. Allora io cambio argomento. Prego. Italia USA, dottor Tonini, e secondo me perché ringraziare gli americani? E allora, un proverbio dice, dottor Tonini, che non si sputa sul piatto dove si mangia. Un altro che per andare a una trattativa con soggetti violenti bisogna farlo brandendo un grosso randello nodoso. Allora, a prescindere dalla liberazione dell'Europa dal nazifascismo, dal piano Marshall, dalle armi e soldati americani, schierati mi sembra fino al 1989 in Europa per la sua difesa, bastano e avanzano a loro lunga permanenza in continente fino ad oggi e il loro ingente costo per giustificare, secondo me, i motivi di gratitudine verso gli USA da parte degli europei. Vaticano compreso. Se, dottor Tonini, Europa, Italia e Vaticano non hanno la forza per usare i randelli, secondo me devono ringraziare gli USA, che con gli ayatollah assassini dell'Iran, i terroristi di Hezbollah, Hamas, Houthi e gli jihadisti dell'ISIS in Nigeria hanno menato, mi sembra, poderosi fendenti a quei soggetti che secondo me comprendono solo il linguaggio della forza bruta delle armi. Nel maggio scorso, dottor Tonini, dopo che mi sembra in Nigeria i terroristi dell'ISIS avevano ucciso una decina di cristiani e rapito una cinquantina di allievi in 3 attacchi a scuole missionarie nel sud e nel nord-ovest del paese, Trump ha ordinato una forte azione dissuasiva con alcuni devastanti attacchi aerei contro i responsabili. Sono diventati subito più ragionevoli. Allora, l'Italia, l'Europa e il Vaticano non hanno fatto nulla. Anzi, il Papa si è scagliato contro le guerre, quelle giuste e quelle ingiuste contro la guerra, a prescindere dall'uso delle armi anche per l'Iran, Gaza, il Libano e Israele. Allora, dottor Tonini, fosse stato lui presidente al posto di Roosevelt, nel 1941, a quest'ora tutta l'Europa farebbe parte del Terzo Reich. Ma nella storia, dottor Tonini, contano i fatti, gli accadimenti, non in sé. Nient'altro, io la saluto e buona giornata. Grazie, buona giornata per il suo intervento, un intervento che diciamo sposa una linea filo USA che diciamo nella destra poi
nella destra italiana parte soprattutto da Berlusconi, diciamo, quindi che ha sempre ricordato l'apporto decisivo degli Stati Uniti, il piano Marshall, soprattutto per la ricostruzione, anche se poi l'Italia nel periodo del piano Marshall è riuscita anche a rendersi da sola indipendente, quindi diciamo ha fatto crescere di nuovo i consumi, ha dato, come dire, da mangiare ai suoi cittadini, ma è riuscita anche a mantenere quelle eccellenze industriali o a ricostruirle, in primis l'ENI, evitando di diventare solo un cliente delle imprese americane, perché poi il piano Marshall era fatto anche e soprattutto per espandere evidentemente l'influenza non solo geopolitica ma anche proprio economica degli Stati Uniti. Ogni alleanza, diciamo, la NATO è evidentemente una alleanza che fa, diciamo un'alleanza che promuove geopoliticamente gli Stati Uniti. Evidentemente l'Europa oggi, nel ringraziare comunque il fatto che l'ombrello statunitense ci ha effettivamente protetto negli anni della guerra fredda, oggi legittimamente l'Europa si chiede se può prendere comunque un'altra strada pur mantenendo la partnership e quant'altro. La destra, diciamo quella anche un po' più storica, ma fin dai tempi di Almirante, parlava di un'Europa che fosse una libera, indipendente, armata, insomma, no, contro questi trattati stranieri, però rischia di essere solo idealismo a fronte di un mondo in cui comunque la Cina allarga evidentemente molto il suo bacino di influenza anche economicamente, ma non solo economicamente. Un mondo in cui comunque quest'Europa ha trovato una strada che probabilmente è una strada senza uscita, perché fin dal trattato di Lisbona si è cercata una strada facile, una strada non condivisa per unire diciamo gli stati europei, ma come li ha uniti attorno ad una Commissione europea che sostanzialmente è autoreferenziale a se stessa, o meglio, non risponde a nessuno se non a se stessa, insomma, no? E quindi l'idea di un'Europa dei popoli, in cui i popoli possano interloquire tra loro e trovare le loro diciamo trovare la loro strada, non riesce a passare. Anzi, abbiamo visto come si è andati addirittura a ripescare le idee un po' malsane dei padri europei che avevano un'altra idea di Europa, ma per esempio Altiero Spinelli parlava di esercito europeo come di un esecutore delle, come dire, delle idee del governo della federazione, anche a spese degli stessi stati e degli stessi popoli, come abbiamo visto che evidentemente non è il nostro livello di confronto e di democrazia tra i popoli. Cosa fare con gli Stati Uniti? Sicuramente gli Stati Uniti oggi hanno un leader fuori dal comune, un leader che probabilmente tra qualche anno ricorderemo come si ricordava Reagan, contestato ai tempi, ma comunque oggi molto più rispettato perché ha posto in essere tutta una serie di situazioni, ha riunito molte anime del partito repubblicano, ha fatto uscire anche un certo tipo di affaristi. Ovviamente oggi non ha probabilmente fatto tutte le mosse più corrette che potesse fare, probabilmente questo legame con Netanyahu e con Israele gli ha preso un po' la mano, e sicuramente l'intervento in Iran è stato comunque abbastanza problematico anche per la politica interna americana, così come è stato per la nostra, ma diciamo per quanto riguarda le basi, l'Italia ha sempre fatto la scelta, insomma, di non dare le basi per attacchi, ma solo per iniziative comunque di tipo logistico a fronte appunto dei bisogni della NATO e comunque del mettersi a disposizione dei partner, ma in un piano di parità. Quindi se qualcuno poi fa come dire, il potente a prescindere, potremmo dire,
Bene ha fatto il nostro paese a rispondere e a evitare poi di entrare nelle polemiche, quindi insomma anche la Meloni si è un po' smarcata da questo appiattimento che comunque bene non faceva, ecco, mettiamola così. Quindi che cosa rispondere di base alla nostra amica? Certamente un rapporto consolidato, anche viste le comuni origini, visto il lavoro fatto fino a qui, visto al pregresso. È chiaro che l'Europa deve trovare una sua strada e poi vedremo, insomma, no? Altri in altri tempi hanno preconizzato altro, cioè l'idea che potesse nascere davvero, per esempio, un'Eurasia che al know-how, diciamo, quindi alla tecnica vera e propria dell'Europa potesse unire le grandi materie prime della Russia, per esempio, e quindi creare finalmente una potenza in grado di controbilanciare sia Stati Uniti che Cina. Anche questo era un bel diciamo, un bel piano, ecco. Poi vediamo che è stato volutamente, insomma, messo in crisi su queste basi e oggi ne paghiamo le conseguenze con, per esempio, il costo dell'energia che è veramente andato alle stelle. Ecco, non mi dilungo su altro e per il momento diamo spazio alla prima pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Open Your Eyes, aprite gli occhi, di nuovo in onda su Radio Libertà, sì che non la nostra trasmissione per confrontarci e per ragionare sulle notizie della settimana. Vi parlavamo appunto di questo spettacolo, diciamo, non troppo edificante del Campo Largo a Napoli e insomma sostanzialmente della gazzarra da villaggio di Asterix, anzi villaggio di Asterix forse fin troppo bonario, da parte di queste forze politiche che insomma sono più brave evidentemente a contestare che a costruire, tra l'altro reduci da un episodio, ripeto, decisamente non bello, decisamente da far notare. Insomma, il Comune di Torino, come voi sapete, ha recentemente premiato e diciamo, insomma, ha dato un riconoscimento con le civiche benemerenze alle varie persone che si sono distinte in città, fra cui i poliziotti feriti durante lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. In questo caso AVS, Alleanza Verdi Sinistra, ha disertato l'aula, evitando evidentemente di dimostrare vicinanza alle nostre forze dell'ordine rispetto a una vicenda, ripeto, a quella del centro sociale dismesso, che ha visto poco tempo fa, diciamo fine gennaio, primi febbraio se non sbaglio, una città messa a ferro e fuoco con gravissimi danni e, ripeto, feriti
anche tra gli agenti, diciamo. Quindi questo un episodio che avremmo voluto non vedere. Torniamo, ripeto, sul nostro core business, che è quello un po' dell'immigrazione. Tanti si scandalizzano per parole come remigrazione, che in realtà diciamo non nasconde propositi violenti o deportazioni o quant'altro, ma semplicemente la volontà poi di intervenire su persone violente e su persone che non vogliono integrarsi nella nostra società, posto che la nostra società ne abbia bisogno, perché poi bisogna parlare anche di quote, esatto, e quindi non di ingressi irregolari. Ebbene, c'è questo interessantissimo sondaggio di Euromedia Research, l'istituto diretto da Alessandra Ghisleri, che in occasione di una rassegna promossa da Mirta Merlino e Valentina Fontana, quindi diciamo non sicuramente da un think tank di centrodestra, ma diciamo da una rassegna che parlava di pantelleria del Mediterraneo. Ebbene, questo sondaggio di Euromedia che cosa dice? Un sondaggio recentissimo condotto tra il 26 e il 29 giugno su un campione importante di italiani evidentemente maggiorenni, fotografa una netta e matura presa di coscienza dei cittadini sul tema dell'immigrazione e sui suoi sviluppi, acclarata direi da riscontri numerici e asserzioni inequivocabili. Il 57% degli intervistati, quindi una maggioranza direi comunque già importante, una maggioranza politica potremmo dire, giudica prevalentemente negativo l'impatto dei flussi migratori che raggiungono le coste italiane, mentre solo il 14% lo considera positivo. Ancora più significativo il consenso sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Il 73% condivide l'idea che gli immigrati privi dei requisiti legali di soggiorno debbano essere rimpatriati. Il dato forte è questo, come dice anche la Ghisleri. Un italiano su 4 li difende, 3 italiani su 4 li vogliono rimpatriare. Ecco, quindi 3 italiani su 4 li vogliono rimpatriare. Alla faccia dei buonismi di chi ci guadagna sopra, come ONG, barconi, carità pelosa di qualche signore col sottanone e il crocione, come diceva Umberto Bossi. Ebbene, forse perché anche a sinistra, perfino chi vota a sinistra, chiede giustamente sicurezza e rigore nella gestione dei flussi. Cosa aggiunge la Ghisleri? Esiste una larga condivisione trasversale agli schieramenti politici sull'idea che gli arrivi illegali debbano essere gestiti con fermezza. Non solo, sottolinea in calce la sondaggista di Euromedia, anche una parte significativa dell'elettorato di centrosinistra condivide questo orientamento, forse quelli che insomma un minimo di testa e un minimo diciamo di capacità di costruire qualcosa probabilmente ce l'ha. Il sondaggio certifica anche a chiare lettere e con l'evidenza numerica asserita dalla matematica percentuale come e quanto il Mediterraneo rappresenti per gli italiani il baricentro geopolitico da cui dipendono sicurezza e futuro economico. Il 79,9%, quindi praticamente l'80% degli intervistati è convinto che la stabilità del bacino influenzi direttamente il benessere e la sicurezza nazionale. L'80,7% giudica fondamentale la cooperazione internazionale per garantirne la tutela. Quindi, contrariamente ai cliché e alla propaganda pseudo-buonista e al netto delle sfide demagogiche e da un confronto spesso viziato da dogmi e interpretazioni varie, gli italiani mostrano una profonda consapevolezza, anche strategica se vogliamo, quindi una larghezza di vedute che ogni tanto al popolino, al generone viene anche, negata, invece così non è. Gli italiani, se vogliono, sanno essere un popolo maturo e quantomeno che sa vedere qual è il proprio interesse. Ebbene, mostrano una profonda consapevolezza degli occultamenti e delle mistificazioni che ci sono negli slogan e nella propaganda del settore. Quasi per il 60% degli interpellati il valore del Mediterraneo risiede nella sua posizione chiave tra Europa, Africa e Asia, staccando nettamente sia il commercio marittimo, i flussi migratori e le risorse energetiche. Quindi
Per quanto noi pensiamo che gli italiani, dice la Ghisleri, non abbiano cognizione di causa su geopolitica e geografia, il Mediterraneo è riconosciuto come un'area vitale e fondamentale per il paese e non solo. Allo stesso tempo viene percepito con timore per ciò che rappresenta in termini di vicinanza con il Medio Oriente e per i fenomeni migratori. C'è una parola che è stata citata, geopolitica, che oggi va molto in voga anche rispetto a quanto poi fanno i gruppi di intelligence degli stati, rispetto a quanto poi è di promozione dell'interesse nazionale o delle sfere di influenza degli stati nei bacini navali o anche nell'entroterra di determinate zone chiave dell'Europa o del vicino Oriente. Questa parola è geopolitica. Geopolitica, voi dovete sapere, io ho qualche anno, diciamo, quest'anno sono giunto alla quinta decina. Ebbene, io ricordo bene quando ero un ragazzino e mi appassionavo per temi come la geopolitica o comunque la geografia economica, che questi temi erano visti come qualcosa del tipo di una scienza fascista, no? Che riportava in auge i tempi della destra, dello spazio vitale diciamo di hitleriana memoria, cose assolutamente insopportabili, ma evidentemente i ragionamenti su quelli che sono poi come dire gli spazi per diciamo inserire la propria attività, il benessere del proprio popolo, sono ancora quelli. E quindi bene che gli italiani capiscano e intendano il Mediterraneo come, diciamo, non come il Mare Nostrum, come si diceva una volta, ma evidentemente come un bacino nella quale loro possono svolgere un ruolo chiave per la sicurezza, ma anche per esempio come hub energetico, e direi che per il nostro futuro ne abbiamo decisamente bisogno. Ecco, questo è quanto. Insomma, la principale preoccupazione resta quella dei flussi migratori e comunque, ripeto, come dice il sondaggio, quasi 8 italiani su 10 ritengono che la stabilità dell'area, quindi del Mediterraneo, influenzi direttamente il benessere economico e la sicurezza del nostro paese. Ecco, quindi l'obiettivo dovrebbe essere trasformare i territori di frontiera in veri laboratori di riflessione geopolitica, evitando le propagande che abbiamo visto, no? I barconi messi nelle piazze quasi a simbolo di chissà che cosa, insomma, se non dell'invasione, ecco, dico io, se non dell'invasione. Ma oggi i problemi sono davvero tanti. Come ci si muove? Beh, diciamo che nella nostra Europa si sta cercando di fare spazio. Leggiamo per esempio che in Danimarca la sinistra ha vietato il canto del muezzin, che è sicuramente un elemento, diciamo, se vogliamo, di soft power, un elemento culturale e identitario che mira soprattutto, più che a un valore effettivo religioso, a una presenza ingombrante nelle nostre città. E a Copenaghen, diciamo, c'è al governo una signora di sinistra, ecco, perché in Europa non tutta la sinistra è come Erich Schlein o Giuseppe Conte. Evidentemente ci sono delle sinistre che sanno ascoltare i propri elettori quando parlano di perdita di posti di lavoro, di case popolari degradate o comunque occupate da gente che non ne ha titolo, quando si parla di, insomma, soprattutto di un esercito di riserva del capitalismo più bieco, come diceva Marx, che, diciamo, poi alla fine distrugge proprio i lavoratori. Ecco, abbiamo citato anche Marx, devo essere sincero, lo aveva citato anche il generale Vannacci, ma noi l'abbiamo citato meglio, ecco. Quindi questo senz'altro lo possiamo dire. In Italia che cosa accade? C'è una stretta, per fortuna, sui rimpatri e sulla cittadinanza. Ci sono proposte di legge di Lega e di Fratelli d'Italia per rispedire a casa propria gli extracomunitari condannati e facilitare la revoca della loro cittadinanza. Credo anzi che, se non erro, vado un po' a esplorare anche i giornali, e la proposta leghista, grazie anche all'intervento di Riccardo Molinari e
Nicola Molteni abbia avuto una sorta di iter più veloce. Infatti vediamo, la Camera ha approvato anche con i voti, diciamo, dei protestatari di estrema destra, con 148 voti a favore, 99 contrari e 2 astenuti, la dichiarazione di urgenza, quindi proprio un iter più veloce voluto dalla Lega, ripeto, da Molinari, Molteni, il sottosegretario Ostellari, diciamo, ecco. Quindi è interessante. Forse anche questa destra esce un po' dal torpore in cui, questi anni di governo un po' in doppio petto, di governo per rispettare i parametri, eccetera, l'avevano incastrata, ecco, perché i cittadini sostanzialmente chiedono risposte a una presenza che è una presenza importante nelle nostre città. Pensiamo a quanto accadrà questa sera con l'incubo delle partite del mondiale Francia-Marocco, e quindi le città, a maggior ragione Parigi, ma pensiamo anche in casa nostra, si blinderanno, anche perché poi con questi Maranza potrebbe ripetersi quel triste copione che abbiamo già visto in altre occasioni in città europee, nord europee. Io personalmente l'ho visto in alcune occasioni a Bruxelles e non c'è sicuramente da stare tranquilli. Anche le piccole città comunque nel nostro paese cominciano a fare ordinanze ad hoc per cercare di tamponare la situazione, e non si capisce perché ai festeggiamenti o magari anche alle recriminazioni per un evento sportivo, gioioso, insomma, bisognerebbe rispondere devastando delle città. Io ho ancora in mente la gioia del 2006, la gioia dell'82. L'82 ero un bambinetto, però insomma me lo ricordo bene, insomma. La gioia nelle strade fa parte di un popolo consapevole di se stesso. Quando invece disfi tutto quello che vedi è, insomma, perché c'è un'insoddisfazione di fondo e perché questi signori evidentemente non si sentono a casa propria. Ma allora, se non si sentono a casa propria, perché devono restare qui? Se restano qui evidentemente è solo per questioni economiche o perché qualcuno gli lascia fare tutto quello che vogliono, e questo è inaccettabile. Ecco, ripeto, questo è assolutamente inaccettabile. Fanno quello che vogliono. Vi cito il caso di Roma. La festa del sacrificio di Roma, alla luce degli atti ufficiali del comune, non avrebbe dovuto nemmeno svolgersi nelle modalità in cui si è tenuta. Il 31 maggio, stiamo parlando, a Villa Gordiani, la manifestazione è andata regolarmente in scena, se non che oggi scopriamo che questa festa ha collezionato una pioggia incredibile di multe. Perché? Perché sostanzialmente non aveva l'ok, ma nessuno lo sapeva, e le irregolarità sono state scoperte solo dopo l'evento. Perché? Perché è stato concesso agli organizzatori sostanzialmente di consegnare le carte solo a cose fatte. Ripeto, solo a cose fatte. Io lo dico soprattutto agli amici della Lega che ci ascoltano, ma non solo, che spesso organizzano delle feste che devono confrontarsi con l'HCCP, con la SIAE, con tutta una serie di permessi, ma anche a tutti quelli che anche attraverso una semplice associazione culturale o un gruppo vogliono manifestare o fare un gazebo in piazza o fare una vendita o fare una riffa o qualcosa, una festa, sanno benissimo quali sono le regole a cui si va incontro. A qualcuno evidentemente è permesso fare diversamente, e se ti ribelli, per te è già pronta, come diceva un antico manifesto della Lega, per te è già pronta l'accusa di razzismo. Ecco, e questo francamente non è pensabile. Un mondo che, ripeto, avanza nelle nostre città. Addirittura in Germania, dovete sapere, ha fatto scalpore l'iniziativa di un'associazione che era già nella bufera per presunti legami con associazioni di ambienti islamisti. Voi pensate al titolo, aperte le virgolette: musulmani, una parte di te. Ecco la nuova campagna tedesca, finanziata peraltro con soldi pubblici. Quindi, dopo aver passato il messaggio sulla TV pubblica tedesca che il velo è un accessorio di moda e non uno strumento sostanzialmente di
sottomissione, e dopo aver aperto la prima facoltà islamica dell'Europa occidentale, in Germania, attraverso il Ministero della Famiglia, viene finanziata un'iniziativa Musulmani una parte di te. La campagna dell'organizzazione Claim o Climb, dipende, finanziata dallo Stato, che quest'anno ha ricevuto, pensate, oltre 600.000 euro, nonostante le richieste dei media tedeschi. Il governo non ha saputo indicare quale parte di quel finanziamento sia stato utilizzato per questa specifica campagna. Sostanzialmente si vuole stigmatizzare il razzismo, il presunto razzismo antimusulmano, andando a prendere come esempi positivi, ovviamente 30 professionisti dichiaratamente musulmani, come medici, insegnanti, farmacisti, attivisti, infermieri e professionisti di varia natura. Ecco, ne fa parte di questa associazione circa 50 associazioni musulmane, e l'organizzazione negli anni ha ricevuto centinaia di migliaia di euro sia dal governo federale che dal Land di Berlino, e stiamo parlando comunque di una fede che fatica ad essere ufficialmente riconosciuta, almeno nel sistema italiano, in quello dell'8 per 1000. Perché? Perché non ha una gerarchia effettiva, perché non c'è una scuola così come noi la intendiamo degli imam, ci sono degli imam un po' autoproclamati, perché una moschea non è uguale all'altra, c'è la moschea dei nigeriani, che non è la moschea dei siriani, che non è la moschea dei qatarioti, e difficilmente, insomma, uno entrerebbe nella moschea degli altri, e insomma questa rete, nonostante, ripeto, le differenze interne di questo mondo, è riuscita ad andare al bersaglio grosso, diciamo, e quindi ripeto, a fare queste campagne, farsele finanziare con la scusa che la società tedesca, insomma, sta andando a destra. Ma diciamo, se un partito come AfD, che ripeto è un partito sovranista, che è un partito in cui si ritrovano, ripeto, tantissime persone che votavano liberale, che votavano la CDU, quindi votavano sostanzialmente democristiano, si ritrovano persone come Alice Weidel, che è una omosessuale dichiarata, che vuole difendere il proprio diritto di vivere la sua vita comunque a suo modo. Evidentemente non è un problema di destra estrema o di camicie brune che marciano per le strade, ma è un problema di questa intolleranza che viaggia nelle nostre città, intolleranza islamica, e noi che non siamo più capaci di rispondere e di difendere quella che è la nostra intima identità, e fare in modo che la nostra tolleranza non sia scambiata per debolezza, perché la tolleranza presuppone due persone che si confrontino in maniera civile e sulla base di valori simili, ecco, quindi sulla base di valori umani, non certo valori di sottomissione della donna, non certo valori della jihad e quant'altro. Quindi anche questo è il panorama sicuramente non felice. Ce la faremo a resistere e a rispondere, lo vedremo. Sicuramente da questa radio ci sarà sempre un afflato e uno spazio verso chi ricorda quali sono le radici della nostra patria, della nostra Europa, della nostra Lombardia, lo dico da lombardo, insomma, terra importante anche per diciamo l'Europa, e quindi andiamo avanti sapendo che comunque non ci avranno, non ci fermeranno, e faremo come sempre la nostra parte. Vi ringrazio per averci ascoltato, vi do appuntamento alla prossima settimana sulle frequenze di Radio Libertà, e come sempre vi ripeto, open your eyes.